Speciale a 3, eccoci di nuovo in diretta da studio con lo spazio di approfondimento legato ai temi della sanità, in particolare con gli specialisti dell'ULSS 2, che saluto e ringrazio che mi hanno raggiunto qui in studio. Oggi parleremo di malattie genetiche del rene col dottor Maurizio Nordio, buongiorno. Direttore dell'unità operativa complessa di nefrologia dell'ospedale Cafoncello di Treviso, eccolo qui alla mia destra, e con la dottoressa Alessandra Pasi, responsabile invece dell'unità operativa semplice di nefrologia interventistica, sempre dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Buongiorno. Ricordo naturalmente ai telespettatori che ci seguono da casa che è possibile, utilizzando il numero che vedete in sovraimpressione, rivolgere delle domande, degli interrogativi, dei dubbi che possiate avere ai due specialisti che abbiamo con noi oggi. Naturalmente vi chiedo cortesemente di centrare il tema, insomma, di chiedere di quello di cui stiamo parlando o quantomeno di problematiche che riguardino la nefrologia e questo tema specifico che adesso andremo a indagare. Allora, dottor Nordio, ne parlavamo prima di iniziare la diretta, durante la pubblicità, proprio di questa questione. Perché parlare di genetica in nefrologia? Perché anche se non è molto conosciuto il problema, in realtà tra le malattie nefrologiche che ci interessano e che possono portare anche all'insufficienza renale e quindi alla dialisi o al trapianto, una fetta non trascurabile è dovuta a malattie genetiche. Colpiscono infatti circa il 10% dei pazienti che hanno una malattia renale cronica. Tenete presente che, facendo un po' di conti, il 10% della popolazione in qualche modo ha i segni di una malattia renale cronica e di questi il 10% in realtà ha una malattia genetica. Se noi facciamo un conto velocissimo su quanti sono i pazienti che noi abbiamo nel Veneto in dialisi o in trapianto, sono circa 5.000. Vuol dire che sono 500 persone che hanno il problema dovuto a una malattia genetica, in particolare a uno, però in realtà le malattie genetiche che colpiscono il rene sono ben 600 e soprattutto distinguiamo due grossi gruppi di malattie in cui c'entra la genetica. Quelle in cui un solo gene è responsabile della malattia e qui c'è la maggior parte di quelle 600 che vi ho detto. Altri invece in cui delle modificazioni genetiche interagiscono con l'ambiente e queste vengono chiamate malattie complesse, in cui l'avere un gene o non averlo può fare la differenza in termini anche di quello che sarà la prognosi della malattia e quello che succederà nel futuro. Quindi numerosissime, abbiamo detto. Diciamo numerose, ecco, insomma. E appunto importante indagare, perché naturalmente c'è un risvolto pratico, insomma. Cosa comporta diagnosticare l'origine genetica di una malattia? Allora, abbiamo alcune malattie, ancora poche, però ci sono, tipo la malattia di Fabry, delle forme di calcolosi particolari, delle forme in cui si perdono proteine, in cui abbiamo una terapia specifica. Quindi fare la diagnosi e dare la terapia fa decisamente la differenza. Cioè, in questo caso riesci, ovviamente, se non si tratta di figlio di persone che hanno già la malattia in cui puoi agire da subito, ma tu fai la diagnosi nel corso della vita della persona, puoi perlomeno bloccare la malattia da quel momento in poi, e questo è abbastanza importante. In altri casi, anche se non abbiamo una terapia proprio specifica e mirata verso la malattia, abbiamo la possibilità di terapie che potremmo chiamare di accompagnamento, che in qualche modo interferiscono e interagiscono con la malattia genetica e permettono di, se non altro, rallentarne l'evoluzione e di mitigarli gli effetti. Esempio di questi sono una famosa per noi nefrologi, ma insomma forse meno conosciuta al pubblico, che è la sindrome di Alport, che è una di quelle che studiavamo anche quando eravamo giovani all'università, che era una malattia che colpiva i reni, dava sordità e problemi alla vista, insomma, che era molto tipica.
e che adesso insomma con determinate terapie in qualche modo possiamo rallentare. Ma in questo campo noi possiamo anche evitare di dare terapie che non servono, che è molto importante, perché la maggior parte delle malattie in cui si perdono proteina, che noi chiamiamo sindrome nefrosiche, vengono trattate con terapie immunosoppressive, cioè in cui tu riduci l'immunità, cerchi di bloccarla perché spesso ci sono dei meccanismi immunologici in mezzo. In questo caso tu non sei sicuro di quale sia la malattia, dai comunque una terapia immunosoppressiva per vedere se si riduce la proteinuria, però tu non fai bene. Infatti vedi che il paziente non risponde, cioè la proteinuria se la tiene, a posteriori capisci che non era quello il problema. Però in questo caso se tu fai la diagnosi prima eviti il discorso a posteriori, cioè lo lasci per un periodo che spesso non è trascurabile di qualche giorno, ma parliamo di mesi, se no anche un anno, in cui stai a vedere se una terapia immunosoppressiva fa effetto o no. Questo è anche abbastanza importante. Poi un'altra cosa che diventa molto più specialistica anche nel nostro settore, in cui ci occupiamo anche di trapianto di rene, avere una diagnosi genetica, la diagnosi di una malattia genetica prima ti permette di evitare recidive. Sono stati fatti una serie di studi, di cui uno abbastanza interessante, in cui sono stati presi tutti i pazienti che erano in lista di trapianto e che non avevano una diagnosi. Cioè avevano una malattia renale cronica, avevano bisogno di dialisi e non si sapeva perché. Non avevano una diagnosi genetica, diciamo? No, non avevano una diagnosi in generale. Cioè, se un paziente arriva con una funzione renale già molto compromessa, è difficile che noi riusciamo a fare una diagnosi di quale sia la causa, perché anche se facessimo una biopsia, il rene è già rovinato e non possiamo più risalire alla malattia originaria. Allora c'è un gruppo di persone, magari soprattutto abbastanza giovani, diciamo sotto i 50 anni, un gruppo non trascurabile che non hanno una diagnosi, che ci sono arrivate a un certo punto con una funzione renale molto compromessa. Su questi gruppi di persone, soprattutto quello più interessante è uno studio francese, su circa 500 persone con queste caratteristiche è stata fatta un'analisi genetica estesa, cioè non sapendo quale poteva essere la malattia, ne sono state cercate molte di malattie genetiche e si è trovato che il 30% di questi aveva una malattia genetica. Questo ha permesso poi, quando è stato fatto il trapianto, di attuare delle terapie che in alcuni casi hanno permesso la recidiva, in altri casi hanno permesso di evitare che la malattia si riproponesse sul rene trapiantato, e anche questa è una cosa molto importante. Un'altra cosa è quello di evitare danni ad altri organi che sono prevedibili o possibili in una malattia genetica che colpisce il rene. Un esempio tipico, poi ve ne parlerà in modo più specifico la dottoressa, è il rene policistico. Per farvi un esempio, la malattia policistica del rene si associa a dei aneurismi cerebrali piccoli, cioè uno può avere un'emorragia cerebrale perché c'è l'arteria più debole, perché in realtà è una malattia non proprio del rene, ma una malattia delle membrane che sorreggono anche i tessuti, e si possono sviluppare queste emorragie. Queste sono prevenibili, nel senso che se il paziente ha la malattia policistica, ha determinate caratteristiche e basta anche una risonanza, è prevedibile, si riesce a vedere l'aneurisma e quindi a trattarlo o a seguirlo prima che si verifichi l'emorragia cerebrale. Questo è un piccolo esempio. E infine, cosa non trascurabile, per un eventuale counseling riproduttivo, nel senso, se io mi sposo, ho dei figli, che probabilità hanno di avere la malattia, che probabilità non hanno. Ecco, questa è un po' l'importanza del sapere prima
se c'è la malattia È un genetica. po' un piccolo libretto di istruzioni di quella persona per quanto riguarda questo tema specifico, no? L'indagine genetica. Allora, quando sospettate una malattia genetica, abbiamo detto, lei prima faceva un passaggio interessante perché diceva io se sono in presenza di figlio di persona che ha già manifestato la malattia posso in qualche maniera prevedere un percorso davanti a questa persona, questo ragazzo, questo giovane. Naturalmente è diverso se non si conosce una storia pregressa naturalmente della famiglia, dei genitori o ecco. Come quando sospettate, nel senso quando dite adesso indaghiamo e appunto come poi effettuate questa diagnosi. Allora, ci sono alcune spie, alcuni eventi, chiamiamoli sentinella, che ti possono mettere sulla strada della presenza o meno della malattia genetica. Allora, ovviamente una cosa facile, un insieme di sintomi o di segni. Prima vi ho detto la sindrome di Alport, malattia renale, sordità, cheratocono, cioè un'associazione di queste cose ti fa pensare alla malattia di Alport e la vai a cercarla. Poi a livello renale ci sono dei segni caratteristici nell'esame urina, insomma, che ti indirizzano. Questo è un esempio, ad esempio, cioè mettere insieme dei segni che ti danno uno spunto, un'indicazione. Altre cose è quella che noi adesso dimentichiamo molto, ma è molto importante, l'anamnesi familiare. Chiedere al paziente che tu trovi in ambulatorio che malattia ha avuto sua madre, suo padre, che hanno i suoi fratelli, i nonni. Se ad esempio trovi una persona che ha un'insufficienza renale e ti dice sì, però io ho mio zio che è in dialisi, mio nonno che è morto, perché magari a quei tempi non c'era la dialisi, è morto di blocco renale, e cominci a ricostruire un po' questa serie di familiari, li metti insieme tra l'altro, cioè magari vedi che è tutto dalla parte di un genitore, mentre dalla parte dell'altro genitore non è successo assolutamente nulla, e vedi che dalla parte dell'altro genitore ci sono anche i collaterali, cioè i fratelli e sorelle del genitore che hanno problemi. Allora questo ti dice, beh sì, qui c'è evidentemente qualcosa che non va, c'è qualcosa che viene trasmesso, e devi cercare a quel punto di capire come viene trasmesso, se viene trasmesso in ogni generazione, se salta delle generazioni. Da questo puoi capire anche le modalità di trasmissione, che adesso non vado ad approfondire, ma possono essere molto diverse. Ad esempio, dopo nella malattia policistica vi dirà che è una malattia autosomica dominante, cioè se un genitore è malato, per forza di cose la trasmette al 50% dei figli, e non c'è verso, è una questione di probabilità. Quindi avremo metà dei figli teorici che non ce l'hanno e metà che ce l'hanno. Ecco, ci sono delle forme di trasmissione un po' più complesse, che però si capiscono proprio costruendo questo albero genealogico. E queste sono le spie più importanti che ti portano a sospettare una malattia genetica. Poi ci sono anche le casi di consanguinità, e poi ci sono anche la presenza in alcune, cioè persone che provengono da alcune zone. Ad esempio c'è una malattia che chiamiamola una mutazione genetica che impatta molto sulle malattie renali, che noi fino a pochi anni fa neanche conoscevamo, non solo perché è stata scoperta e identificata bene nel 2010, ma perché diciamo che dal 2010 al 2020 neanche ci ponevamo il problema di vederla, che è la mutazione di un gene che avviene tipicamente nella popolazione di stirpe africana, e in particolare dell'Africa nord-occidentale. Le assicuro che fino al 2015-2016 leggevi gli articoli sulle riviste scientifiche, però onestamente saltavi perché dici tanto... Non era di interesse immediato, invece poi... E invece adesso cominci a vederle. Perché? Perché le immigrazioni sono
più evidenti anche da noi, non certo come negli Stati Uniti dove la mutazione è stata scoperta e codificata e anche identificata bene, che è la mutazione di una proteina, di un gene che produce una proteina che non lo potrete mai immaginare, protegge dalla malattia del sonno, dal tripanosoma. Cosa succede? Succede che la malattia del sonno è mortale. Quindi le popolazioni africane che vivevano in quella zona in cui c'era una importante incidenza di malattia del sonno, che avevano questo tipo di mutazione erano avvantaggiate, cioè sopravvivevano di più, avevano più possibilità di riprodursi. Per cui la malattia ha preso piede e questa malattia cosa comporta? Comporta alcune forme di sindrome nefrosica, cioè di perdita di proteine con insufficienza renale che vanno piuttosto male. Delle forme di nefropatia da HIV molto più gravi e delle forme della velocità di progressione verso la dialisi molto più rapida. Ecco, questo fino a poco tempo fa per noi non era un problema. Adesso però cominci a vedere dei casi in cui ci devi pensare. Certo. E proprio perché insomma sta cambiando un po' tutto e quello che era evidente negli Stati Uniti o in Brasile, qualcosina lo cominci a vedere anche qua. Cominciamo a vedere anche qua. Dottore, abbiamo una telefonata. Sentiamo chi è. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego signora, chi è? Da che zona ci chiama? Io chiamo da Bassano, mi chiamo Reginato Carmella. Ci dica. Ho 85 anni, sono vecchia. Diversamente giovane. Ho così problemi che non so se dipende da REN, da cosa dipende, che ho l'urgenza di andare in bagno a fare la pipì. E quando vado per svuotare viene giù lentamente, ci vuole tanto tempo prima che si svuoti. Dopo credo di aver finito, e invece dopo mi lascio e dopo devo sedermi ancora sul water perché continuo ancora a vedermi fuori. Allora non so se dipende da REN, se dipende da cos'altro. Siccome che sono stata operata con un tumore, mi ha fatto la totale, ho avuto tanti interventi, non so da cosa dipende questo disturbo, perché mi crea tanto disturbo, perché se sono anche che vado a fare la spesa qua e Certo. là, mi viene questo colpo e esce fuori, insomma, ecco. Forse è interessante capire operata di cosa, può essere Ho fatto la significativo. totale, sono stata operata 3 volte un tumore. E allora forse Adesso quello- dovevo a cavà, mi ha fatto totale, mi ha fatto, mi ha fatto cosa della vescica, mi ha tirato sulla vescica, ho fatto il prolato intestinale, le ho avute tutte. Mamma mia, sentiamo il dottore signora. No, lì probabilmente non dipende dal rene, ma dipende proprio dalla vescica, cioè nel senso che se lei ha avuto un abbassamento della vescica, diciamo lo svuotamento della vescica non è il più normale e ha questi fenomeni che sono di urgenza di andare in bagno di corsa, di non svuotarla completamente, di dover ritornare. Diciamo che è una cosa abbastanza diffusa, se la può consolare delle volte anche senza aver subito interventi, insomma, quindi probabilmente l'ha aiutata l'intervento, però insomma è una cosa che può succedere. Succede alle donne, ma anche, ancora di più per consolarla succede anche agli uomini, una cosa simile. Quindi... Ecco, per cui non c'è necessità di preoccuparsi per lo stato di salute dei reni, quantomeno. Grazie signora gentilissima. Niente, no, anche perché mi sono fatta la visita urologica e quando che la dottoressa mi ha visitato mi ha messo su 2 caterini e mi fa, ma qui vedo che la vescica si svuota bene, ma capita se ti metti una gomma su le cose sull'utero, sulla vescica, è evidente che si scarica o no? Queste parole mi ha detto. Vedo che scarica bene, mi ha messo 2 cateterini al momento là, non mi ha fatto la visita, non mi ha fatto mandare altri trattamenti, mi ha detto solo che vedo con quei 2 cateterini la vescica si svuota. Funzionava. Sì, perché il problema è più sull'apertura e la chiusura diciamo dei rubinetti che abbiamo nella vescica che ci fanno far uscire la pipì oppure no. Ecco. Grazie signora. Allora andiamo avanti col nostro tema.
Abbiamo parlato di un ampio spettro, abbiamo parlato dell'importanza dell'indagine genetica e come siete organizzati allora qui a Treviso per gestire queste malattie che interessano il rene? Dunque, il discorso è un po' complesso perché il problema non è solo capire o sospettare, o meglio, una malattia genetica, il problema è poi quello di fare la diagnosi. Allora, perché adesso vanno più di moda le malattie genetiche di una volta? Perché fondamentalmente abbiamo la possibilità di usare dei test genetici che sono più semplici da fare, meno costosi di quanto era una volta, dove c'era un solo tipo che era molto complicato, che richiedeva molto tempo. Quindi ci vuole... Diciamo, parlando di malattie del rene, ovviamente il nefrologo che intuisce la possibilità che ci sia una malattia genetica, oppure che abbia la necessità di far fare un test genetico, ad esempio, per un paziente che è da inserire in lista trapianto e cui non sappiamo, oppure per un trapianto da vivente in cui sospetti nel ricevente la malattia genetica e il donatore è un parente e quindi è possibile che sia anche lui in qualche modo portatore della malattia genetica e quindi devi un attimo capire queste cose. Quindi abbiamo queste due fonti, diciamo, di riscontro, un ambulatorio normale, pazienti già noti in cui hai bisogno di informazioni di più. A questo punto interviene quello che è la collaborazione tra il nefrologo e il genetista. Genetista che può essere genetista clinico, che ad esempio ci sono anche a Treviso, ma poi anche quelli di laboratorio. Genetista clinico che in qualche modo ti conforta sul sospetto e ti dice sì, ok, hai ragione, vale la pena che tentiamo. E il genetista di laboratorio perché deve scegliere in base al sospetto che tu hai i test migliori per arrivare a fare una diagnosi. Ad esempio, io più volte ho citato la parola sindrome nefrosica. Sindrome nefrosica è perdita di proteine. Ci sono tantissime malattie che fanno perdere le proteine, però anche lì, quando pensi alla genetica, quando c'è una persona giovane che, come dicevo prima, gli dai una terapia ma non risponde, allora ti si accende la lampadina e dici, beh, probabilmente potrebbe essere una malattia genetica. Ma ci sono 30-40 geni noti, più quelli non noti, che si associano a una malattia genetica. E allora lì che tipo di test fai? E questo lo decide il genetista che si occupa del laboratorio, dove magari ti dà un pannello dove ti può fare contemporaneamente 30-40 geni per vedere se c'è questa malattia. Questo è un esempio diciamo in cui vai un pochino alla cieca, nel senso sai benissimo qual è il tipo di malattia, però sai che molti geni la possono dare. Un esempio molto diverso, e ne sentirete tra poco, è la malattia policistica. Lì c'hai già dei segni abbastanza precisi, si tratta di confermare o di identificare delle forme particolarmente aggressive e allora lì però sai che fai quel test preciso per quella malattia, quindi ci sono più approcci. E poi ci sono le forme che proprio non conosci. Ad esempio, prima vi dicevo, costruisci l'albero genealogico, trovi che c'è la disposizione familiare. Magari la malattia ha le caratteristiche di non della perdita di proteine, ma solo del peggioramento della funzione renale assieme a alcune alterazioni dei reni. Di tipo, chiamiamolo, non del glomerulo, ma dell'interstizio, cioè dell'altra parte del rene. Allora lì ci sono una serie di malattie ben specifiche che devi andare a testare anche lì in modo ben preciso, e sono 3-4 queste sì. E poi ci sono altre forme
che vedi in modo estremamente, cioè, per me è una fonte non rara delle malattie genetiche, cioè dove le puoi scoprire, ad esempio sulle forme di calcolosi recidivanti. E in quel caso ci sono delle alterazioni delle escrezioni o del calcio, prima ho citato l'iperossoluria, oppure di altri elettroliti, cioè di altri tipo il sodio, il cloro, insomma, che si associano a calcolosi. E lì se vai a cercare spesso trovi l'anomalia, talora anche molto interessante, insomma, e lì anche lì vai a cercare dei geni ben precisi e li puoi trovare. Ovviamente non dappertutto fanno tutti i geni, cioè c'è una specie di rete nazionale e direi anche internazionale, per cui comunque hai bisogno di un genetista. Ad esempio, se andate sul sito Orphanet su internet trovate, cioè, un elenco di tutte le malattie genetiche e dove anche ci sono i centri in cui vengono fatte le cose. Per dirla, c'è una malattia che noi vediamo piuttosto raramente, ma vediamo ad esempio un tipo di glomerulonefrite dove per alcuni geni sì, lo mandi qua in Italia a Bergamo, però dopo da Bergamo una parte dei campioni li mandano in Francia e che tra l'altro in questi casi quando l'evidenza clinica è molto importante ma non trovi il gene perché non li conosciamo ancora tutti, questo è anche l'altro problema. Ciclicamente ogni tot anni vengono ripetute le analisi genetiche sui geni che sono stati scoperti nel frattempo avere a che fare con questa malattia. E ad esempio un caso mi è capitato che un paziente dopo 7-8 anni, da cui avevamo mandato il campione per l'analisi genetica, non si era trovato nulla. Dopo 7-8 anni mi arriva una mail dicendo guarda che abbiamo identificato una mutazione di questo gene che potrebbe essere causare la malattia. Quindi cioè, è tutto un discorso in evoluzione. Esatto, allora di fronte anche a questo scenario che non è semplice, no, dottore, come si gestisce poi tutto questo? Perché voi avrete sicuramente, immagino, riorganizzato anche insomma, i servizi negli ultimi anni per gestire nella maniera più efficace queste malattie. Allora, abbiamo, cioè fondamentalmente noi seguiamo quelle che sono le malattie più frequenti, vi parlerò proprio dell'ernia policistica che ha una struttura ben precisa, ma poi ci sono altre malattie in cui appunto dicevo arrivi che il genetista hai la diagnosi, poi c'è alcune malattie rientrano nei registri regionali italiani delle malattie genetiche e questo ti permette di accedere poi a un'esenzione e ad avere delle terapie precise, se esistono, che ti vengono fornite anche gratuitamente, quindi c'è questo qui. Tu poi fai, non tutte le malattie però sono inserite, mi pare che proprio recentemente il Ministero abbia aggiornato l'elenco delle malattie perché appunto ne vengono scoperte di nuove. Io so sicuramente che almeno 3-4 pazienti con una malattia genetica codificata non avevano il corrispettivo in termini di esenzione ticket o di terapia perché non era stata ancora inserita. Comunque adesso ogni tanto anche il Ministero fa l'aggiornamento di questo, quindi anche questo è in evoluzione. Dopo tu segui questi pazienti, se entri in una rete anche con altri colleghi hai la possibilità anche di confrontarti sugli aggiornamenti per la terapia e per le possibilità insomma, di cura. Certamente, di sicuro rispetto ai trattamenti tradizionali è un doppio binario molto interessante e appunto che può dare sempre nuovi risultati. Noi ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità e torneremo tra poco per parlare con la dottoressa Pasi proprio della malattia policistica e dei vari risvolti che ha. A tra pochissimo.
Eccoci di nuovo in diretta da studio, speciale a 3 dedicato alle tematiche della sanità e della salute con gli specialisti dell'ULSS 2. Vi ricordo in studio con noi ospiti il dottor Maurizio Nordio, direttore dell'unità complessa di nefrologia dell'ospedale Cafoncello di Treviso, e la dottoressa Alessandra Pasi, che è responsabile dell'unità invece di nefrologia interventistica dell'ospedale Cafoncello. Allora passiamo proprio a parlare con la dottoressa perché come ha più volte accennato il dottor Nordio, una delle malattie più frequenti è quella policistica per quanto riguarda le problematiche legate al rene, e allora le chiediamo subito quali sono le caratteristiche principali di questa malattia. Allora, la malattia renale policistica è, come ha già spiegato il dottor Nordio, è una malattia ereditaria che porta alla formazione di cisti renali. Queste cisti renali portano ad un aumento di volume di entrambi i reni e queste cisti possono portare allo sviluppo di insufficienza renale fino allo sviluppo dell'insufficienza renale terminale, che quindi richiede il trattamento dialitico, l'emodialisi, la dialisi peritoneale o il trapianto. Le malattie renali policistiche si dividono in due categorie e sono le malattie policistiche autosomiche dominanti dell'adulto, che come diceva il dottor Nordio sono causate da una anomalia genetica la cui trasmissione è autosomica dominante, quindi se un genitore è malato i figli hanno il 50% di probabilità di sviluppare la malattia, e poi c'è la malattia policistica autosomica recessiva che invece è molto più rara e colpisce in età infantile. Come si presentano queste patologie? Come ho detto, sono caratterizzate da un ingrandimento dei reni. Se noi pensiamo che i reni normali hanno un diametro che va dai 9 ai 12 centimetri di lunghezza, e i reni normali pesano circa 150 grammi, questi pazienti i cui reni sono completamente sovvertiti dalla presenza di queste numerose e larghe cisti hanno dei diametri renali che vanno oltre i 18, 20, 22 centimetri. Il doppio sostanzialmente. Sì, e che possono arrivare a pesare anche nell'ordine dei chilogrammi, quindi 4-5 kg, 6 kg di peso contro i 150 grammi dei nostri reni normali. Quindi questi pazienti possono sviluppare nel 50% dei casi una insufficienza renale che in genere si manifesta oltre la quarta decade di età in genere. I sintomi sono caratterizzati soprattutto da una sensazione di ingombro addominale proprio dovuta a questi voluminosi reni. Queste cisti possono andare incontro a delle infezioni e infatti i pazienti possono presentare dei dolori acuti a livello del fianco, dell'addome, associati a febbre che può durare anche settimane, e possono presentare macroematuria, cioè la presenza di sangue nelle urine. Queste cisti possono andare anche incontro a rottura spontanea, quindi la clinica è caratterizzata da dolore acuto addominale o al fianco, sangue nelle urine. Poi possono avere delle coliche perché all'interno delle cisti si formano dei calcoli che danno segno di loro, che danno sintomi. Frequentemente questa malattia si associa anche ad ipertensione arteriosa, quindi è importante, anche poi vedremo nella terapia ci sono l'utilizzo di determinati farmaci per rallentarne il decorso, ma in più, essendo questa una sindrome
come diceva il dottor Nordio, queste malattie genetiche si accompagnano ad altri segni, ad altre manifestazioni, possono essere colpiti anche altri organi. E, più frequentemente è colpito il fegato e anche a livello epatico troviamo delle cisti. Fortunatamente però questi pazienti non sviluppano una insufficienza epatica, ma il sintomo principale è sempre dovuto all'ingombro a livello dell'addome superiore. Poi, come già aveva accennato il dottor Nordio, questi pazienti possono avere degli aneurismi cerebrali. Nel 5-10% dei pazienti affetti da malattia renale policistica autosomica dominante dell'adulto si possono avere aneurismi che è importante andare a fare la diagnosi con un'angiorisonanza magnetica, un angiotac cerebrale, per poter prevenire gli eventi emorragici cerebrali. Le linee guida ci dicono che un paziente affetto da malattia renale policistica che ha una familiarità per emorragia cerebrale ed è iperteso deve essere sottoposto ad un'indagine di risonanza magnetica cerebrale. Noi in genere lo facciamo di default, cioè io in genere quando mi trovo di fronte ad un paziente che ha una malattia renale policistica, almeno una volta nella vita, anche se non ha una familiarità positiva per emorragia cerebrale, comunque gli indico di eseguire una risonanza magnetica, proprio perché l'evento emorragico cerebrale è un evento estremamente grave e che può essere fatale. Tra l'altro nella mentalità comune sembrano cose distanti, no? La problematica del rene, magari l'aneurisma, invece appunto ci potrebbe essere un collegamento. Un collegamento. Poi questi pazienti possono avere anche delle valvulopatie cardiache, quindi possono avere dei vizi valvolari, tra cui il prolasso della mitrale, quindi un'insufficienza mitralica e un'insufficienza aortica. Poi più frequentemente possono avere ernie inguinali, diverticolosi del colon. Una serie di complicazioni, insomma, sì, pesanti. Senta, allora noi abbiamo parlato naturalmente di quella che può essere l'eventualità genetica di questo genere di malattie, ma ci sono anche delle cause di altro genere. Cioè, cosa provoca questa malattia? Allora no, questa è una malattia genetica. Genetica espressamente. È una malattia ereditaria, sono stati identificati i geni, la mutazione dei geni responsabili di questa malattia e questi sono due, i geni PKD1 e PKD2. Allora, circa il 90% dei pazienti che ha malattia renale policistica autosomica dell'adulto ha una mutazione a livello del gene PKD1 che si trova sul cromosoma 16 e questo tipo di mutazione si associa ad una malattia che compare più precocemente e che ha un'evoluzione più rapida verso l'insufficienza renale, mentre il rimanente 10-15% dei pazienti con malattia renale policistica autosomica dell'adulto hanno una mutazione a carico del gene PKD2 che si trova sul cromosoma 4 e che si associa ad una malattia più benigna, cioè che compare più tardivamente nell'età del paziente e che potrebbe anche non portare ad una insufficienza renale. Quindi, però è una percentuale ridotta, abbiamo sentito, rispetto, purtroppo. Sì, alla maggior parte dei pazienti. Ecco, e qui, come dicevamo prima, è importante effettuare una diagnosi il prima possibile. Allora, sì, dunque la diagnosi è estremamente semplice nelle manifestazioni tardive della malattia, poiché con un semplice esame ecografico dei reni si può evidenziare la presenza di reni ingranditi, molto ingranditi, da queste numerose e voluminose cisti. Nelle fasi iniziali della malattia, dove ci possono essere dei dubbi, si procede a fare un'indagine risonanza o TAC.
Poi chiaramente la diagnosi di certezza, va bene, se un paziente ha un familiare di primo grado con la malattia e presenta all'ecografia un quadro conclamato, è chiaro che la diagnosi è quella. Il fare l'indagine genetica per andare a vedere se il paziente è affetto da un'anomalia a carico del gene PKD1 o PKD2, allora, può essere importante, forse se il paziente vuole avere dei figli o se la malattia non si è ancora manifestata e il soggetto ha dei familiari di primo grado con la malattia e quindi vuole essere sicuro di non avere la malattia, oppure in quei soggetti che sono familiari di pazienti che hanno la malattia e che vogliono donare il rene al proprio familiare, e quindi è importante escludere che non abbiano la mutazione del gene PKD1 o PKD2. Diciamo che è importante più verso gli altri che verso se stessi, sì, in quel caso, sì, in cui è conclamata in qualche modo, quantomeno a livello sintomatico. Oppure in quei soggetti in cui non c'è una familiarità e il paziente presenta le cisti renali, quindi ha un quadro clinico tipico di malattia, e a quel punto abbiamo bisogno della conferma genetica perché quello è un nuovo mutante. Certo, e quindi anche in questo senso è importante. Per quanto riguarda le terapie, una volta che voi avete in mano una diagnosi anche di questo tipo, come si procede, dottoressa? Allora, non c'è una terapia specifica della malattia renale policistica, ma c'è una terapia che rallenta il decorso della malattia e si chiama Tolvaptan, che è un antagonista dell'ormone antidiuretico, della vasopressina. Cosa significa? Questo farmaco va a bloccare l'ormone antidiuretico e fa urinare molto i pazienti, e si è visto che rallenta l'ingrandimento delle cisti nel tempo e anche rallenta il numero delle cisti nel tempo. Noi nefrologi, prescrivere questo farmaco. Le indicazioni sono ben precise, cioè quando si ha un rapido peggioramento della funzione renale, chiaramente in una diagnosi di malattia renale policistica, si inizia la terapia con Tolvaptan, ma non dobbiamo iniziarla troppo tardi perché oltre un certo livello di insufficienza renale il farmaco non è più efficace. In più i pazienti candidati sono pazienti che devono avere un'età uguale o inferiore ai 55 anni, quindi dobbiamo fare una diagnosi un po' precoce, ecco, il più possibile. non andare dal nefrologo quando ormai è troppo tardi. In questo senso lei prima parlava della sintomatologia, no? Al di là della familiarità, abbiamo detto sì, che può farti appunto suonare un campanellino sul fatto se sia importante o meno indagare. Tra l'altro in caso di familiarità, dottoressa, è il caso anche prima che si manifestino sintomi di fare delle indagini? Ha un senso? Può essere utile? Allora, tantissimo prima no, perché la malattia si esprime dopo i 30 anni di età, però è importante quando c'è un genitore che ha la malattia, a riguardo dei figli, innanzitutto controllare la pressione arteriosa, perché quello è il primo segno di esordio della malattia, prima ancora che compaiano le cisti. Quindi controllare la pressione ai ragazzi. Poi non allarmarli troppo prima, perché tanto non cambia. Quando avranno 30 anni fargli fare un'ecografia
e prima ancora magari un esame delle urine, ecco. Però un monitoraggio della sì. situazione, in particolare per quella che può essere, diceva, la pressione arteriosa, che può comportare dei rischi seri. Sì. Questo prima di sentire evidentemente i sintomi legati all'ingombro addominale, eccetera, che naturalmente manifestano già una malattia progredita. Dottore, ho qualche curiosità. Malattie genetiche, allora abbiamo detto l'età più o meno in cui si manifestano, c'è anche una linea ereditaria femminile piuttosto che maschile? È una malattia che ho citato prima, che la sindrome di Alport, quella che reni, sordità Chi va a pensare occhi, poi che il problema della sordità possa essere voi naturalmente, ma la gente comune magari no. Che è causata da 3 possibili geni. Allora, un caso è autosomica dominante, come ha detto la dottoressa per il policistico, cioè 50% sì, 50% no. Nell'altro caso è autosomica recessiva, cioè 25% sì, 50% portatori, 25% no. E il terzo caso, l'altro gene, invece è presente sul cromosoma X, quindi viene trasmesso dalle madri al figlio maschio. Mi pare giusto? Perché È colpa delle mamme. No, ma è colpa del... adesso No, certo, immagino. spezzo una lancia a favore delle donne. In realtà noi abbiamo un cromosoma X e quindi siamo un po' in difetto rispetto alle donne che ce n'hanno 2. Ma in difetto perché il cromosoma Y c'ha un solo gene, quello del pelo sulle orecchie. E basta, per il resto è un cromosoma vuoto, quindi in realtà utilissimo, direi, vabbè, in realtà siamo non è detto che siamo proprio stesso forte noi, ecco. E cosa succede? Che avendo noi un solo cromosoma X, anche se hai un solo gene, ti viene fuori la malattia. E questa è la forma della sindrome di Alport, in inglese si chiama X-linked, cioè legata al cromosoma X, che prende solo i maschi in forma importante. Diciamo che siccome poi non è detto che i 2 geni funzionano esattamente anche nella donna che è portatrice, non è detto che i 2 geni funzionano esattamente per la metà, può essere che domina un gene, che domina l'altro, cioè è un po' più complessa le situazioni, però diciamo che nella donna puoi trovare delle cose da poco, cioè un po' di sangue di emazia nelle urine, la funzione renale che magari così su e giù più o meno ai limiti, torna indietro, poi peggiora, ma insomma una forma molto leggera. E quindi nel maschio invece ha tutta la sua massima espressione. Esatto, ma allora proprio anche a livello statistico, se esiste, queste malattie appunto ne soffrono di più gli uomini o le donne? Voi dipende dalla modalità di trasmissione, cioè io direi, allora, evidentemente il rene policistico lei lo trova differentemente nei maschi e nelle femmine, cioè c'è solo la quota legata a forme proprio legate al cromosoma X dove vede la differenza. Un altro esempio è una delle malattie in cui abbiamo detto che c'è una cura, che è la sindrome di Fabry-Anderson-Fabry come malattia, che è una malattia più complessa, cioè prendi il rene sì con insufficienza renale, proteinuria, però prende anche il cuore, prende anche il sistema nervoso, tanto è vero che mi pare che uno dei principali centri di riferimento nel Veneto sia neurologico, non nefrologico né cardiologico. E questa malattia è anche questa legata al sesso, tanto è vero che nei maschi la diagnosi è, tra virgolette, relativamente semplice, non serve la diagnosi genetica, basta solo vedere che l'enzima funziona poco. Nelle donne invece è necessaria l'analisi genetica perché avendo i 2 geni, uno che funziona e uno che non funziona, lei comunque produce il suo enzima che lavora
e quindi se tu vai a vedere l'attività dell'enzima questa è più o meno normale. Ma ciò nonostante, proprio per il discorso che vi dicevo prima del fatto che magari in alcune persone funziona più un cromosoma, in altre persone funziona più l'altro, ci sono delle donne che comunque, pur avendo un gene sano e un gene malato, possono ammalarsi in una forma magari un po' meno grave, ma ammalarsi di questa malattia. Quindi questo è un caso abbastanza interessante. E immagino che molto si ragioni sulla qualità di vita di questi pazienti, perché devono essere estremamente invasive come malattie, no? Sì, infatti voglio dire, perché quando ci siamo sentiti ho parlato anche di malattie genetiche, perché in realtà ok, è un discorso che magari ci può interessare dal punto di vista scientifico, però è anche un modo per dare voce a certe persone, cioè noi siamo bombardati da tumori, leucemie. Anche la malattia renale cronica ultimamente sta diventando, le altre due volte che ero venuto qui parlavamo di malattia renale cronica, però non parliamo mai di quei settori che invece hanno malattie che effettivamente conosce solo lo specialista, ma anche loro hanno le loro associazioni, anche loro hanno i loro problemi, e quindi il senso di questo argomento è anche questo, cioè tra virgolette dare un po' voce a chi non ce l'ha, insomma, che mi sembra giusto e corretto. Certamente, anche perché appunto che gestione è complicata, difficile anche a livello di cure, di medicinali, di vita quotidiana. Allora, le cure sono, diciamo, non solo specifiche nel caso della malattia renale policistica, quindi il tolvaptan, ma anche l'utilizzo di farmaci antiipertensivi, visto che appunto il paziente ha spesso ipertensione, e soprattutto in questo tipo di patologia si prediligono certi tipi di antiipertensivi come gli ACE inibitori o i sartani, perché si è visto che anche questi rallentano la progressione della malattia. E in più anche dobbiamo consigliare ai nostri pazienti di seguire la dieta, una dieta a controllato introito di proteine per non affaticare questi poveri reni, e poi anche dobbiamo dire di non bere caffè e tè, perché il tè e il caffè aumentano il volume delle cisti, quindi sì, diamo delle indicazioni di comportamento che devono essere attuate. Questo. E anche, guardi, ha finito la risposta sul nostro tempo scaduto, per cui abbiamo detto tante cose e credo molto molto interessanti, spero anche per chi ci ha seguito da casa. Allora io ringrazio il dottor Maurizio Nordio, direttore appunto della nefrologia dell'ospedale Cafoncello di Treviso, la dottoressa Alessandra Pasi, responsabile dell'unità semplice di nefrologia interventistica dell'ospedale Cafoncello di Treviso, per queste risposte e queste spiegazioni che ci hanno dato. Questo nostro spazio, come detto, è terminato, lo speciale A3 dedicato alla salute. A me non rimane che ringraziarvi, naturalmente ringraziare gli ospiti, ringraziare voi che ci avete visto da casa e dare appuntamento ai telegiornali di questa sera. Un buon pomeriggio a tutti, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.